Abbiamo come ospiti stasera, in questa bellissima serata fresca direi, adatta a suscitare un po' di meraviglia, ma ormai siamo avvezzi anche a queste qualità. Abbiamo ospite Arrigo Cipriani, tutti conoscono sicuramente, il dottor Arrigo Cipriani e il dottor Angelo Mellone. Cerchiamo di presentarli e soprattutto di inserire questa serata all'interno del tema dell'accomodamente. Il tema del comodamente di quest'anno è la meraviglia. La meraviglia credo sia, se vorranno contraddirmi gli ospiti oppure essere della mia stessa idea, credo sia una delle qualità che ancora ci fanno appunto stupire delle cose belle o brutte che ci capitano. Meglio se ci fa dimenticare le cose che non ci garbano, e invece direi che questa sera la meraviglia si può coniugare con i due ospiti nella misura poi dettata dal titolo dell'intervento che li vede protagonisti, ovvero l'italiano medio. Bene, italiano medio, quando io ho sentito questo argomento per la serata, devo dire che appunto mi ha suscitato un po' di meraviglia, perché pensavo che fosse un sintagma che non si usasse più, che fosse ormai tramontato. In realtà, leggendo e spiluccando qua e là, ho scoperto che di italiano medio si parla, e come ne ha parlato il dottor Cipriani, ne parla continuamente nei suoi libri, ne ha parlato moltissimo poi il dottor Mellone. Mi pare poi che i due ospiti che vengono da luoghi d'Italia direi opposti, che spesso hanno costituito un'antitesi, forse la costituiscono ancora, ma non voglio creare polemiche, cioè siamo in quel di Roma, posso permettermi di dire un romano inurbato, lo dice lei stessa all'interno dell'ultimo libro, mi pare, Romani, no? Perché è di Taranto, è giovanissimo l'ospite che abbiamo qui, non possiamo dire anche l'anno? No, non occorre. Comunque un giovane prego. Se dice suo deve dire più. Dice no, ma te lo dica. Io ho 80 anni, ecco, lo so. Sì, il dottore ribadisce che prima eravamo a cena, appunto, preferisce che non si dicano gli 80, ma che si dica come? Qual è la formula che ci ha suggerito? 4 volte 20. Così. Che è una strategia, no, per dimenticare quell'8. In realtà il dottor Mellone invece è del 73, se non sbaglio, è nato in quel di Taranto e poi spostatosi in quel di Roma in qualche modo per gli studi, come in genere si fa, poi ha approfondito. In realtà prima della laurea a Roma c'è un'indicazione che mi ha un po' meravigliato? Sì, ci sta, diciamo questo verbo, ovvero ha fatto il diploma dai Salesiani, che poi si coniuga poco felicemente secondo me e suscita meraviglia con il resto un pochino della sua carriera e soprattutto della sua scrittura. E invece alla mia sinistra appunto un ospite conosciutissimo, non di meno il dottor Mellone comunque, e veneziano, non veneziano doc perché ho scoperto che nel lontano 30 e qualcosa, insomma, è nato in quel di Verona. Sì. Ecco, in quel di Verona. Quindi un veneziano d'adozione e un romano d'adozione. Vediamo che antitesi si creano. Io penso che sarà abbastanza frizzante come l'aria che caratterizza questo spazio stasera. Continuando un pochino con qualche cenno alle biografie senza annoiare il pubblico, direi che tutti e due appunto hanno alle spalle, sono accomunati in qualche modo dalla scrittura. 5, 6 libri, 6 libri mi pare per Mellone, se non sbaglio, ma forse, prego? 9 adesso, mi corregge, ma allora gli ultimi 3 sono proprio addirittura d'arrivo quasi, e altrettanti 8 invece per il dottore. E naturalmente poi il percorso invece è diverso, legato agli ambienti, legato al periodo di vita, legato all'anagrafe in qualche modo. Dunque, come categoria possiamo dire però giornalista, il dottor Mellone, e imprenditore? Mi corregge, la ringrazio, pubblicista. Poi ci spiegherà il motivo. Come dice, giusto? Sì.
Comunque un percorso, dicevo, del dottor Mellone, poi dopo questo famoso diploma dei Salesiani, la laurea in scienze politiche a Roma, poi un dottorato in sociologia a Firenze, eccetera. Poi mi pare che sia entrato all'interno della RAI e alla suo, diciamo, è stato inserito in un format all'interno di Uno Mattina del weekend. Esatto, e poi comunque ha lavorato per molti giornali, Il Messaggero, Il Giornale, Il Secolo d'Italia, Il Foglio, ecco. Il dottor Cipriani invece, appunto, dopo essere nato in quel di Verona, credo si sia spostato, l'abbiano spostato fisicamente subito in quel di Venezia, dove poi ha percorso la sua adolescenza, giovinezza e la sua grande carriera, lunga, longevissima carriera di imprenditore e pubblicista. Ancora poi, ma molte cose in realtà in maniera strana accomunano i due ospiti e molte cose poi li differenziano. Vediamo di capirle in base anche alle loro opinioni sull'italiano medio, perché non ho perso di vista qual è il focus di questa sera. Anche se a parlare delle loro biografie ci si potrebbe, insomma, star qui seduti più di qualche ora probabilmente. Bene, allora veniamo subito al dunque. Ma chi è questo italiano medio? A chi poniamo questa domanda molto pulita e molto secca? Da chi cominciamo? Proviamo dal dottor Cipriani. L'età prima. Beh, l'italiano medio, se guardiamo dal punto di vista statistico della ricchezza, della povertà, non lo saprei dire qual è. Ci sono i ricchi, quelli meno ricchi, quelli poveri. Invece secondo me l'italiano medio è un italiano trasversale. L'italiano medio siamo noi siamo l'italiano medio. Cioè siamo quelli che credo per tanti anni hanno fatto questa Italia con una certa pigrizia, perché non ci siamo mai preoccupati molto di quello che stava succedendo sopra di noi. Forse eravamo tutti presi da raggiungere un certo benessere, anzi un grande benessere, perché se io mi ricordo l'Italia dell'immediato dopoguerra era una nazione povera che veniva fuori da una guerra terribile e in pochi anni siamo riusciti ad avere un grande benessere, però questa pigrizia ci ha impedito di pensare, di costruire un futuro per sempre. Ci siamo un po' rimasti sul presente. Adesso per esempio stiamo pagando il fatto che per esempio abbiamo tutta una generazione giovanile che è stata completamente dimenticata da noi. Noi ci siamo preoccupati di proteggere noi stessi, quelli magari che erano un po' più vecchi di noi, e non ci siamo preoccupati dei giovani. Ecco, questo è quello che l'italiano medio, cioè noi stessi, non abbiamo fatto in questi anni. Quindi lei sostiene, dottore, che l'italiano medio siamo tutti, nel senso che tutti ci dobbiamo identificare nella stessa tipologia di italiano medio, ma chissà cosa pensa il dottor Mellone di questo e soprattutto ma quali sono, io penso saranno diverse le risposte in questo, se ho ben decifrato quello che soprattutto il dottor Mellone dice nell'ultimo libro, I Romani, dove ci dà, diciamo, un tipo di italiano medio, no? Moltissimi di quegli italiani medi che lei descrive mi hanno molto sorpreso. Simpaticissimo il tipino Muccino, direi che forse su questo ci può allungare, per non parlare poi del Funzia, penso si dica così lì a Roma, ecco. Allora dottore, le lascio la parola, ci dica prima di tutto chi è l'italiano medio e poi quali sono le sue caratteristiche. Ma innanzitutto grazie per l'invito, buonasera. Mentre lei formulava la domanda, in effetti mi sono posto anch'io non mi ero posto l'interrogativo legato all'italiano medio prima di salire sul palco stasera. Però mentre stavate parlando, in effetti mi rendo conto che io per mestiere, lavorando nel servizio pubblico radiotelevisivo, l'italiano medio è la mia araba fenice, no? Cioè è quello a cui io tecnicamente
produttivamente, organizzativamente, quindi filosoficamente dovrei rivolgere le cose che faccio. L'italiano medio oggi ha un'età media più avanzata rispetto a qualche decennio fa, quindi l'italiano medio oggi io più o meno lo potrei immaginare un sessantenne che ha ancora un lavoro a tempo indeterminato, il figlio no, che vive e lavora in una provincia, non direttamente in un grande centro urbano, e che vede tantissima televisione. Allora lì entro in campo, come dire, chi si occupa di queste cose, e per cercare di raccontare, perché davvero adesso al di là delle battute, il problema di capire chi è il tipo medio di una nazione, poi di una nazione così complessa, così stratificata, così multiforme, poliedrica come l'Italia, è una faccenda molto complessa, che poi ogni tanto distribuisce anche delle sorprese, ecco, delle meraviglie. La prima delle quali, tanto così per entrare un po' in confidenza anche col pubblico, quando si costruiscono i prodotti mediatici, no? Se io, per esempio le fiction, io continuo a dire che lo sono oggi quello che i libri di epica o i romanzi popolari erano negli anni 50, negli anni 60, nel primo dopoguerra. Oggi sono le fiction. La fiction che cosa cerca di fare? La fiction cerca di cogliere un personaggio che è mediamente ricorrente nel territorio che si vuole raccontare e nel pubblico che si vuole conquistare, cerca di dargli una forma. Salvo appunto poi le sorprese. Una delle sorprese di cui noi ci siamo accorti anche quando fai l'analisi di mercato è che una fiction come i Cesaroni, che è della concorrenza, il più grande successo l'ha ottenuto nel nord-est, cioè il posto dove la media più alta di spettatori vedono i Cesaroni, e i personaggi dei Cesaroni vorrebbero essere, come dire, la tipizzazione del romano, un romano inesistente poi per quanto mi riguarda, perché poi quando tu devi fare il romano medio, no, come l'italiano medio, è ovvio che vai per sottrazione, no? Prendi dei pezzi e costruisci un personaggio che non esiste quasi più. Quel tipo di narrazione, quel tipo di personaggio piace, perché a sua volta probabilmente intercetta quello che tutti quanti noi pensiamo quando immaginiamo, come dire, la cosiddetta medietà italiana, no? Che prima era quella adesso ripeto, le fiction, era quella dei cinegiornali, erano le famiglie che andavano al mare caricando le 500, le Topolino, le 600 di ombrelloni per andare in vacanza, e adesso vanno a Santo Domingo, che prima facevano delle vacanze meno entusiasmanti, meno forti e anche meno dispendiose, adesso invece cercano un certo tipo di benessere, che magari prima volevano i figli ingegneri e adesso vogliono i figli calciatori, no? Allora, tutte queste cose insieme, come dire, composte un pezzo alla volta, ci danno un puzzle, ripeto, di un'araba fenice, che è l'italiano medio, che non esiste, che però è necessaria a tutti perché è l'unica bussola che ci è rimasta. Quindi sembra non esistere un italiano medio per il dottor... Non esiste. È un ossimoro vivente in qualche modo, no? Una contraddizione fatta persona. Ma sui Cesaroni mi posso permettere una battuta: forse bisogna applicare quella regola che i grandi strateghi militari applicavano sin dagli antichi romani. No, si deve conoscere il nemico, e quindi il nemico forse fa anche divertire quando lo conosci di più, no? Quindi grande successo nel nord-est di questa fiction, forse anche per antitesi proprio, ma non la voglio mettere... Un po' di fascinazione. Ma indubbiamente sì, anche perché in qualche modo i Cesaroni sono anche, non vogliamo fare pubblicità a questa fiction, no, non sia mai. Poi di fronte a un imprenditore della levatura di Cipriani che insomma con i Cesaroni proprio non ha nulla di che spartire, sarebbe offensivo, però quelle osterie che i Cesaroni conoscono le abbiamo anche nel nord-est, insomma tutti quanti ci siamo fatti un bianchetto all'osteria, qualcuno magari stasera anche di più, però insomma più o meno è accettabile. Ecco, e poi no, mi ha un po' stupito quello che dice il dottor Mellone sull'italiano medio, allora che esiste o non esiste, dopo cercheremo di capirlo, ma che è un sessantenne, quindi un sessantenne, e allora non è giovane.
Non è giovane, ma qui invece abbiamo un pubblico che, se riesco a vedere bene, è anche fatto di giovani. Cosa diciamo a loro? Proviamo a rilanciare la proposta, dottore? Va bene. Io adesso qui salta fuori un'altra volta i 4x20, no? Cioè io posso fare un paragone su quello che era l'italiano medio degli anni 50 e quello che è l'italiano medio di adesso. Io sono un ristoratore, ho fatto il ristoratore tutta la mia vita e ho avuto dei maestri nella mia vita e stranamente posso dire i miei maestri sono stati gli aristocratici, i quali avevano uno stile, ed era uno stile che non era solo loro, era uno stile che avevano per esempio i veneziani. I veneziani, quando la città aveva ancora 150.000 abitanti, prima che diventasse un piccolo borgo da 40.000, la città era una città altamente cosmopolita, per esempio, no? Aveva questa capacità di attrarre e di assorbire tutte le nazionalità, tutte le razze, e questo era un grande stile del veneziano, che io l'ho imparato da questi aristocratici. Adesso non voglio dire che fossero i maestri di vita, però abbastanza, nel senso che questa gente era gente che aveva speso delle fortune in tutti gli alberghi e ristoranti del mondo. Io ne parlo da ristoratore, e dei ristoranti sapevano tutto, sapevano come doveva essere il servizio, come doveva essere il cibo, cosa doveva essere il lusso come io lo intendo, che non è, ecco, questo un po' secondo me si è perso di vista, cioè il concetto del lusso. Facciamo un po' una divagazione. Il concetto del lusso che adesso in questi giorni, nei nostri tempi, diciamo, è più legato all'aspetto esteriore delle cose, invece allora era più all'interno. Io faccio sempre un piccolo esempio. Mettiamo una stanza d'albergo disegnata da un bravissimo architetto, la più bella stanza che si possa vedere. A un certo momento bisogna andare a letto, si spegne la luce e la stanza non c'è più. Di quel momento ci dovrebbe essere un lenzuolo straordinario di lino, stirato alla perfezione, croccante, un cuscino giusto, un materasso giusto. A quel punto c'è un lusso che si sente, che è interno, il lusso dell'andare in un letto giusto. La stanza non ha più importanza in un certo senso. Certo che se tutte e due le cose assieme, se le due cose vanno assieme, ancora meglio. Ecco, secondo me una cosa che ha perso l'italiano medio, cioè l'italiano, è questo concetto della qualità, perché la qualità è un insieme di forma e di sostanza, e in questi ultimi anni, credo proprio molto attraverso i giornali e anche molto attraverso la televisione, si è propagandato un lusso che non è lusso, una qualità che non è qualità. Ecco, non voglio andare troppo avanti. Ma infatti, allora, qui siamo veramente agli antipodi, parliamo da una parte di lusso e dall'altra parte, ma infatti è questo il dibattito che secondo me è piacevole, se lo rendiamo un po' più frizzante ancora, ma secondo me siamo sulla strada buona. No, dicevo, il dottor Cipriani sì, ritorna su quella eleganza del lusso che ci diceva anche poco fa, insomma, è in realtà riconducibile a una semplicità complessa. No? Gli ossimori sono sempre di casa qui a Vittorio Veneto, e dall'altra parte, quindi il lusso da una parte, e dall'altra invece quello che mi ha colpito di quello che diceva lei, dottor Mellone, è la televisione e la massificazione in qualche modo. È una parola grossa questa, poi lezione, non vanno più di moda le parole lezione, no? Però che ci portano davvero agli antipodi. Infatti mi chiedevo, lei in qualche modo è esperto di televisione e mi pare anche che difenda sostanzialmente la televisione, se no non ci lavorerebbe probabilmente. È vero che il miglior critico è sempre il professionista di un settore, no? Il miglior critico di quel settore è il professionista che lo conosce, cioè ognuno sa gli scheletri del proprio armadio, per così dire.
ma ci dica qualche cosa in qualche modo allora per conciliare quello che difendeva prima, cioè che l'uomo italiano medio è quello che si trova nella televisione, che la televisione ci trasmette ormai da un po' di tempo, no? E che probabilmente lo spettatore vuole, perché credo che la televisione ultimamente dia, ahimè, non sono la prima a dirlo, quello che lo spettatore, quello che poi lo share, eccetera, esigono. Ma come conciliamo quello che la controparte del dibattito ha detto? Prima cosa. E poi lei per esempio mi viene in mente che uno dei tipi che ha analizzato nel suo ultimo libro è il tronista. Ecco, io penso, qui mi prendo le responsabilità di quello che dico, che il tronista sia una delle figure più becere dell'italiano medio, che proprio è l'antitesi del lusso, ma di un lusso naturalmente che non vuole essere elitario, aristocratico nel senso più ristretto del termine, no? Come riusciamo a conciliare le due cose? Vediamo se riusciamo. Non le conciliamo. Io penso che qualsiasi ragionamento lo debba fare sulla cosiddetta medietà. No? C'è l'italiano medio che è la raffigurazione che dice raccontami l'italiano e magari, motivo per cui io che non sono romano ho scritto un libro sui romani, probabilmente sono più bravi a raccontare italiani che italiani non sono, no? E magari noi saremo più bravi a raccontare il francese medio, l'inglese medio, cioè noi abbiamo delle raffigurazioni nel nostro immaginario, ma delle rappresentazioni mentali, per cui se uno si dice raccontami in inglese, lo immagini con la bombetta, che vive a Londra, che parla in un certo modo, che prende il tè il pomeriggio, eccetera, perché c'è una sedimentazione di tradizioni che costruiscono un personaggio. Lo stesso il francese, lo stesso lo spagnolo. Chiamiamo sociologicamente italiano medio quello che sempre in sociologia si chiama lo stereotipo, no? È un tipo che si costruisce con tutte le caratteristiche che sono più ricorrenti all'interno di una data popolazione. Adesso scusate il tecnicismo, però e mettendo insieme tutte queste cose tu costruisci un personaggio. La televisione evidentemente, cioè se io devo parlare al più grande numero di spettatori, io necessariamente devo lavorare per medie, non a caso adesso tu avevi la vecchia televisione di massa, adesso la televisione di nicchia, la nicchia no, la nicchia lavora sulle nicchie, Arrigo Cipriani con le Risbà lavorava sulle nicchie, non lavorava sul grande pubblico, lavora sul lusso e il lusso inevitabilmente magari può essere bello da adorare, bello da annusare, ma per acquistarlo hai bisogno di una potenzialità di reddito che non è quella della borghesia, insomma, hai bisogno di denaro, hai bisogno, oltre il gusto che un'altra cosa, hai bisogno di queste due cose messe insieme. Quindi tu inevitabilmente devi costruirti, se vuoi raggiungere grandi livelli di pubblico, del tipo di prodotti che sappiano interpretare più di altri i gusti del pubblico a cui tu ti stai indirizzando. Io ho sempre pensato, non ho mai avuto una cattiva opinione dei mezzi di comunicazione, la televisione ma non solo, che non è la televisione che detta le mode, non le crea, di solito le intercetta, gli dà una forma e magari li trasforma in prodotti di successo, però si legge sempre quello che c'è nella società e gli si dà forma televisiva, è difficile che accada il contrario. Questo anche per rispetto ai fenomeni che accadono nella società. E allora inevitabilmente quando tu devi ragionare sulla medietà devi togliere gli estremi, no? Per quello che diceva il sessantenne, l'Italia è un paese che va verso l'invecchiamento, che fa meno figli, è un paese dove i ricchi sono pochi ma sono anche pochi poverissimi, e quindi tutti gli estremi, l'estremamente povero, l'estremamente ricco, l'estremamente kitsch, l'estremamente lussuoso, ce li devi togliere, no? Fatta questa opera di cesura ti rimane in mezzo una prateria dove tu disegni un personaggio e allora lì diventa facile anche per la cinematografia raccontare quali sono i film che tutti quanti ci ricordiamo con più. Tanti di voi non lo so, avranno visto, per dire, i film di Paolo Virzì, no? Ferie d'agosto che è degli anni 90 o Caterina va in città che è degli anni 2000, o tanti anche i tanto deprecati cinepanettoni che a me non piacciono, che però anche lì riempiono i cinema, o l'hanno riempiti fino a poco tempo fa, e perché probabilmente a un certo pubblico piacevano.
Ferie d'agosto di Verzì è la rappresentazione, che ne so, dei due tipi di italiani che si confrontano, che erano due, negli anni 90, i vecchi comunisti, i nuovi berlusconiani. Caterina va in città è l'uomo di destra, come dire, cioè l'Italia di destra e l'Italia di sinistra che si incontrano. Magari sono due tipi di italiani medi, sono due tipi di narrazioni che però al cui interno, in quei personaggi, ricadono tutti gli stereotipi che noi di solito siamo ad associare ad alcuni personaggi. Allora lì vengono fuori le cose divertenti. Quando noi abbiamo degli attori, perché piace a tanti, come dire, Alberto Sordi? Alberto Sordi si diceva che ha sempre incarnato l'italiano medio, un po' vigliacco, un po' cinico, furbo, sempre con la battuta pronta, l'arte di arrangiarsi, ed è diventato un personaggio cinematografico. Adesso magari ritrovare con quella stessa semplicità, con quella stessa nitidezza, una narrazione dell'Italia degli anni 50 a cui faceva riferimento prima Cipriani, la vedo un pochettino più complessa, ma perché quella era un'Italia più semplice, c'era un canale televisivo, tutti quanti andavano al cinema, si usciva solo il sabato, si compravano solo le Fiat, le località di villeggiatura erano la maggior parte italiane, magari francesi, non andavi all'estero. Era un'Italia più semplice, un'Italia più ordinata. In questo caso c'è un'Italia più sfaccettata, un'Italia più multimediale, abbiamo gli iPhone, compriamo le macchine straniere, insomma il lusso è sempre più lussuoso, è sempre più lontano, è sempre più sideralmente lontano rispetto a quello che succede, quindi magari anche più affascinante, però è quanto di più lontano dal mio punto di vista io trovo rispetto alla narrazione della medietà italiana, che poi è quella che riguarda la maggior parte di noi. Do subito la parola. Lei ha citato i Sordi e io proprio in questi giorni ho rivisto Un borghese piccolo piccolo e lì mi pare che l'italiano medio sia tristissima come figura. Ho visto un Sordi, diciamo, ho rivisto un Sordi un po' snaturato, per quanto una delle molteplici facce, sfaccettature di questo grandissimo attore sia proprio questa. Però il dottor Mellone abilissimamente mi ha bypassato il tronista, che invece lo buttiamo fuori dalla porta e rientra dalla finestra. No, ma non si preoccupi, poi rilanciamo, non è finita qui. Tra l'altro poi a me piace anche ogni tanto giocare, no? Con le rime, ma non è a caso questa rima che vado facendo, perché tronista fa rima con turista e secondo me qui non è una forzatura ma ci sta, perché possiamo anche dire che l'italiano medio sia il turista. In questo io credo che turista o cliente poi ci saprà dire con le parole più adatte, l'esperienza poi insomma che ci può approfondire di anni, il dottor Cipriani. Allora ci può dire se vuole naturalmente rispondere alle provocazioni anche del dottor Mellone e poi se ci dice qualcosa dell'italiano medio o anche a questo punto dello straniero, perché lei ha avventori, si usa ancora questa parola, non lo so, ha avventori di tutte le sorti. Allora, il turista come italiano medio. Se vorrei prima dire una cosa, parlando per esempio del fatto televisivo, di cercare un audience, di cercare di adattare uno stereotipo ad un audience. Questo è successo in tutti i campi, no? È successo anche nel mio campo. Nel mio campo, per esempio, abbiamo importato tutto il peggio dell'America e tutto il peggio della Francia. E abbiamo snaturato l'Italia che ha una potenza, parliamo di italiano medio, enorme, perché abbiamo la storia più lunga del mondo. Se è vero che l'architettura è la storia dell'uomo, abbiamo la storia più lunga del mondo e adesso ci troviamo di fronte, per esempio nel mio campo, a delle manifestazioni che non hanno niente a che fare con l'accoglienza italiana. Io sono uno di quelli che dicono che il vero ristorante italiano è la trattoria, no? Cadono sempre nel mio campo poi, dove nella trattoria c'è un insieme di accoglienza, c'è un insieme di cibo tradizionale, eccetera. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato invece, attraverso queste finte guide gastronomiche, questi finti esperti gastronomici, di far vedere che invece la nostra
tradizione, la nostra tradizione, che non era soltanto tradizione culinaria, ma una tradizione di accoglienza, era sbagliata. E questo secondo me ha fatto anche la televisione, ha importato troppe cose dall'estero, quando avevamo la possibilità di far vedere invece quello che eravamo noi. Cosa siamo arrivati in questo momento? Non è che voglio saltare addirittura verso la fine, ma in questo momento siamo governati verticalmente e ci siamo dimenticati che l'Italia è stata fatta orizzontalmente e siamo noi che abbiamo fatto l'Italia. E adesso dall'alto si vuole far cadere una delle ipotesi di futuro che secondo me non hanno niente di veritiero, perché molto banalmente io dico, si parla tanto di debito pubblico, ma chi ha fatto il debito pubblico? Io non l'ho fatto, non l'ha fatto neanche lei, non l'ha fatto neanche lei. Il debito pubblico lo hanno fatto in questi anni questa gente che non è stata pensata abbastanza dall'italiano medio, non è stata seguita abbastanza dall'italiano medio, perché l'italiano medio ha avuto un'immagine sbagliata, secondo me. Vabbè, adesso forse sono andato un po' fuori campo. Lei parlava di turisti, turisti anche lì. Cosa facciamo vedere ai turisti? Oltre alle pietre, perché le pietre sono lì, va bene. Quello che dovremmo far vedere è l'Italia, cioè è l'italiano medio che accoglie i turisti. Questo, torniamo al discorso di Venezia, di quello che era una Venezia, la Venezia della volta, che era una città cosmopolita. L'Italia è una nazione cosmopolita, in tutte le sue varie sfaccettature, perché Roma ha una sua immagine, Torino ne ha un'altra, Venezia ne ha un'altra, il Veneto, tutte quante le regioni d'Italia. Queste ce le siamo dimenticati completamente, ecco. Ed è molto colpa di come è stata manovrata sia la stampa sia anche la televisione. Questo secondo me è vero e bisognerebbe tornare indietro in questo senso, cioè ritornare alle nostre origini, e questo credo che sia il momento proprio del ritorno all'individuo, all'essere umano, che ci siamo quasi completamente dimenticati. Abbiamo un italiano medio che non ha più identità, ne ha molta meno di una volta. Vengono fuori sempre molti spunti da quello che dice il dottor Cipriani e ci vengono molte idee e lo stesso dal dottor Mellone, ma io vedo che poi gli interlocutori prendono la loro strada e non mi rispondono. Ma io penso, no, ma adesso rilanciamo. Tra l'altro mi aspettavo anche che il dottor Cipriani, come sa fare, e io vorrei, se mi permette il dottor Mellone e il pubblico so che gradirà, sospendere un momento questa discussione perché ci racconti un aneddoto, che sicuramente ha un aneddoto tra le migliaia che lei racconta nei libri, poi ha raccontato non in televisione, ma comunque in queste situazioni amicali di conversazioni, un aneddoto insomma pertinente a qualche episodio di un turista o di un avventore o di un cliente, insomma, che ci riconduca a questi binari dell'italiano medio. Ce lo vuole raccontare, il pubblico credo che gradirà. Non fa cenno il pubblico, ma penso che voglia dire sì. Vabbè, allora posso tornare. Torniamo all'aristocrazia, va bene? Ecco, quando a Venezia, per esempio, c'erano le contesse, c'era un mondo che negli anni 60 c'erano 3-4 contesse che avevano il palazzo aperto e c'era sempre una grande coda di gente che voleva andare ai tè delle contesse. Ce n'era una in particolare, la contessa Morosini, la quale era anche nota per essere molto avara, e un giorno che si è sposato un suo amico gli ha mandato un candelabro molto bello. Questo ha subito scritto, dice: cara contessa, la ringrazio molto per il bellissimo regalo, però quando gliel'ho dati io erano 2. Ecco, questa era la contessa Morosini. Poi proprio un episodio nostro, che un giorno Hemingway ha chiesto a mio padre una scatola di caviale da 2 kg perché c'era il compleanno della contessa Morosini, e mio padre gliel'ha dato, Hemingway l'ha regalato. Il giorno dopo la contessa Morosini ha telefonato a mio padre dicendo: sa, mi hanno regalato una scatola di caviale di 2 kg, non so cosa farne, la comprerebbe lei, signor Cipriani. Ecco, questa è la cosa. Questi episodi che poi, parlando anche della scuola che noi abbiamo avuto, erano anche severissimi nei giudizi. E c'era il principe Ruspoli che quando si andava a chiedere com'era il risotto diceva cemento. Ecco,
cuocimento, e questo era per dire che il risotto non era fatto come doveva essere. Ma insomma, adesso di questi episodi qua ce ne sono tantissimi, forse qualcuno l'ho anche già detto, perché poi sa cosa si aspetta un po' da un ristoratore come me? Si aspetta sempre che le persone importanti abbiano detto o fatto qualcosa di diverso, invece non è vero, perché quando vengono a mangiare praticamente, ecco, tutto qua, ecco, non fanno altre cose. E poi c'è un po' quello che noi cerchiamo sempre di fare, che io ho sempre cercato di fare, cioè di trattare il cliente come un re e un re come un cliente, ecco, per cui anche il re che viene trattato come un cliente e non fa niente di speciale, a parte questo. Va bene, sì, era una pausa un pochino anche dilettevole, no? E comunque pertinente, perché questi riferimenti, ad esempio legati alla tirchieria o comunque ai difetti, sono difetti riconducibili anche all'italiano medio, e chi è senza peccato scagli la prima pietra, ma certo, simpaticamente, insomma, chiudiamo questa parentesi aneddotica, ma ritorniamo all'argomento in questione. E io ho pronta una domanda un pochino, spero che non sia imbarazzante per il dottore Mellone. Allora, mi toglie una curiosità. Io, sfogliando un po' le pagine dei suoi libri, poi informandomi un pochino su di lei, ho spulciato qui e lì e ho trovato questa espressione nuova e subito l'ho voluta ricondurre a un italiano medio. Me la vuol spiegare anche al pubblico? Terrone 2.0. Ma il Terrone 2.0 è l'emigrato meridionale di ultima generazione, insomma. Il Terrone 2.0 però non è un'espressione mia, è di un bravo ricercatore, si chiama Pier Camillo Falasca, che ha usato anche Beppe De Bellis, che adesso fa il caporedattore al giornale, quando descrive più o meno quelli della nostra generazione, diciamo i 35-40enni, che negli aeroporti meridionali vedi tutti quanti lunedì mattina o la domenica sera con i tablet piccolini che smanettano, uno va a Londra, l'altro riparte, poi ritorna, perché siamo una generazione nomade completamente diversa, diciamo un tipo di, io mi considero un emigrato, però un emigrato di qualità e anche di consistenza diversa rispetto ovviamente ai nonni o ai bisnonni che sono emigrati. Diciamo, chi di noi è emigrato non l'ha fatto per fame, non partito con la valigia, l'ha fatto per fame di realizzazione, di conoscenza, per altro tipo di urgenza, fortunatamente io dico. Quindi vuol dire, però il terrore, ecco, se vogliamo ricollegare i Terroni 2.0, adesso passerò anche per i tronisti, a un po' di ragionamenti sulla medietà italiana. Io continuo a sostenere, l'ho fatto, ci ho scritto libro apposta dicendo che poi con tutte le particolarità e magari anche le situazioni più urticanti, continuo a considerare davvero Roma la capitale dell'italiano medio, molto di più di quanto spesso in alcuni punti, in alcuni pezzi d'Italia si sia disposti a riconoscere, molto di più nella rappresentazione anche che noi abbiamo di italiani, molto più italiani a Roma di Milano per esempio. A me i veneti sembrano molto più simili dei meridionali del sud piuttosto che alla serietà piemontese, a quella lombarda. Sto dicendo una cosa bellissima, un motivo per cui il Veneto è la mia regione preferita del nord, pur essendo mezzo liguri io, tra l'altro. La cosa che volevo dire tra l'altro poi, siccome la maggior parte, come dire, l'idea dei tronisti è venuta fuori tra Napoli e Roma, cioè c'è una genesi di questa. Il tronista non è l'italiano medio, il tronista è un'altra cosa, è il capovolgimento del concetto tutto maschile di bambola femminile che si aveva negli anni 60, è il bambolo il tronista, insomma, no? E anche lì, sì, magari è il luogo medio di una serie, secondo me, di aberranti modifiche che sono state fatte dell'immagine maschile, per cui voi oggi trovate con discreta apparenza, come dire, maschi con le sopracciglia depilate, il concetto di depilazione maschile, il libero utilizzo delle creme da parte dei ragazzi, l'onnipresenza del tatuaggio,
una bellezza maschile sempre meno legata allo stereotipo dell'italiano macho e sempre più simile ai modelli di Dolce & Gabbana, no? Quello è che sono efebici, insomma, sono quasi asessuati, insomma, sono belli, però li vedi, manco ti vieni a toccare, sono lì, guarda come sono bello, ma non mi tocco toccare perché se no mi spezzo, no? Allora, quel tipo di mascolinità finta, come dire, un po' artificiale, è una rappresentazione magari di un'idea quasi angelicata di bellezza italiana, che però lì è veramente tutta televisiva e tutta pubblicitaria, che però nella realtà non esiste. Nella realtà esistono oramai centinaia di migliaia di ragazzi che sono emuli dei tronisti. Poi, vuol dire, il tronista che sa cantare va X Factor, quello che non sa cantare va a Uomini e Donne, quello che è un po' più intelligente va a Bulli e Pupe, eccetera. Cioè, ci sono programmi che raccontano questo pezzo di Italia giovane, che non va necessariamente, lungi da me condannarlo, criticarla, va osservata, certamente alcuni pezzi non mi ci ritrovo. Però ritorniamo sempre al discorso di prima, cioè quanto spesso i mezzi di comunicazione, più che creare delle cose, le raccontano, le fanno vedere magari a chi non le conosce. Allora ripeto, ritorniamo sempre lì, parlava prima Cipriani delle guide, no? È vero che lui dice sono arrivati, hanno fatto le guide, hanno imposto magari un modo di giudicare il gusto italiano, il modo di mangiare, i locali, che magari non apparteneva alla tradizione italiana. Però è anche vero che oggi l'italiano medio è molto più attento, magari in maniera cialtrona, magari in maniera imbranata, magari alla qualità dei prodotti, alle etichette, ai gusti, ai posti, alle ricette, ai sapori, rispetto a quanto non lo fosse in passato, no? Ad esempio il passaggio dal vino scaraffato al vino in bottiglia, l'attenzione, certo la proliferazione delle guide dopo un po' ha anche stancato, però magari ha aiutato, no? Il gusto medio, in questo caso, a crescere, quindi non la vedo l'italiano medio ogni tanto ha anche bisogno di guide. È ovvio che se noi appunto poi lo rimettiamo sul piano orizzontale, su cui diceva prima Cipriani, questa Italia, l'italiano medio non va al museo, va poco al teatro, va pochissimo al cinema, si ha dei soldi da parte va a Sharm el Sheikh, che è la rappresentazione, come dire, della vacanza, o va a Santo Domingo, va a Cuba a dicembre, guarda di meno l'interno dell'Italia e affolla le coste, va più a mare che in montagna, cioè ci sono delle cose ricorrenti che raccontano oggi l'italianità. Però in mezzo a tutte queste cose noi come italiani abbiamo una caratteristica che adesso chiudo e ci distingue rispetto a tanti altri popoli, rispetto a altre nazioni, che al di là di tutto quello che possiamo pensare o credere e anche al di là dei nostri stessi meriti, la caratteristica dell'identità italiana, l'unica forse, che è la bellezza, ed è davvero quello che dice il concetto di bellezza, è una cosa che noi abbiamo innata, perché la respiri, la vedi, ne sei circondato, ne sei invaso, e quindi nessuna bruttura, nessuna mostrificazione anche del nostro presente riuscirà a cancellare una storia millenaria. In questo l'italiano medio è sempre più fortunato di altre medietà estere, questo sì. C'è un punto di conciliazione quindi tra le due antitesi, ovvero la storia dell'Italia che fa sì che esista un italiano medio in qualche modo che ha alle spalle questo background molto lungo nei secoli, nei millenni. Credo di aver interpretato correttamente quello che dice Mellone. Mellone però vaga, nel senso tocca tanti tasti interessanti, ha toccato la televisione, ha toccato i giovani all'interno della televisione, sostenendo che appunto i tronisti, ad esempio, oppure il ragazzo che si depila, il ragazzo che usa le creme, non è un italiano medio. In realtà molti giovani si identificano in questo tipo televisivo e si conformano, no? Appunto alla Dolce & Gabbana. Che poi siano solo una parte dell'italiano medio, è chiaro, però anagraficamente esiste un tipo psicologico e anche un consumatore. L'italiano medio è più vecchio, cioè, sì. Io immagino sessantenne, non immagino ventenne, e poi quindi sì, la maggior parte.
Sì. Sì, però c'è anche un italiano medio che si identifica, per esempio, come citava Sharm el Sheikh, appunto, e mi venivano in mente i film di Vanzina, i cinepanettoni, che sono comunque una rappresentazione di un italiano medio, e forse proprio quello che è lo spettatore anche del cinema, che si riempie quando ci sono queste pellicole. Dico, il cinematografo si riempie, no? In quel di Natale, quando viene propinato, e uso questo verbo appositamente, sono un po' critica nei confronti di queste commedie che certamente sono figlie anche un po' del nostro tempo, rispetto alla storia all'interno della storia del cinema, alla storia della commedia come genere cinematografico. Insomma, è chiaro che confrontare Dino Risi con le produzioni contemporanee non ha neanche un senso, quindi non lo faccio, ma quindi esiste anche un italiano medio giovane che si identifica un po' in queste caratteristiche che dicevamo, no? Appunto, che ha un tipo di look, ha un tipo di toeletta, un tipo di abbigliamento, di marche, eccetera. Ma volevo anche rilanciare ancora con quello che l'esperienza del dottor Cipriani ci può riportare alla memoria, e volevo metterla un po' sul piano della politica, ma nel senso più nobile del termine, se si può ancora usare in questa accezione la politica. Io credo proprio fortemente di sì, lo spero almeno. E volevo chiedere appunto al dottor Cipriani se esiste anche un veneziano medio. L'argomento sembra non essere consono alla serata. In realtà, siccome ciascuno degli ospiti ha una forte identità, credo di aver capito, e fieramente la portano dentro di sé, in quello che scrivono, in come si presentano, io credo che sia giusto che il dottor Cipriani ci dica anche una parola su questo. L'italiano medio di una volta era un umorista. Ecco, io trovo che quello che è stato perduto molto in questi anni è stato il senso dell'umorismo. I comici di adesso fanno, a me, piangere, non fa più ridere nessuno. Basta tirare fuori per esempio delle vecchie cose dei nostri vecchi comici così, per poter ridere un'altra volta veramente. Le commedie che non si vedono più, per esempio le commedie di De Filippo, di tutte questi straordinari autori, e generalmente non c'è più, o molto poco, il senso dell'umorismo. A Venezia il senso dell'umorismo era fortissimo, c'è ancora in qualche piccola sacca di Venezia, c'è in fondo a Canareggio, in fondo a Castello, c'è ancora il senso dell'umorismo, c'è ancora quella battuta secca, precisa, molto elegante sempre, non è mai volgare, è la battuta del vero comico, diciamo, non è mai volgare, riesce a far ridere senza volgarità. Credo che questa sia una delle grosse perdite che sia stata fatta negli ultimi anni. Di chi è la colpa? Non lo so, francamente non potrei darne colpa a nessuno, forse dare la colpa a questa insistenza che si ha di far passare per comici della gente che non è comica, non è assolutamente comica. Non so, a me non fanno ridere, forse perché sono troppo vecchio, ecco, ma certe volte mi rendo conto che la maggior parte delle risate, degli applausi che si sentono in televisione sono risate e applausi che vengono fatte a comando, perché è impossibile che certa gente possa far ridere così. Ecco, basta. Sì, io volevo essere più provocatrice all'interno anche degli argomenti recenti che si sentono su Venezia, in Venezia, per Venezia, no? Anche lì c'è in qualche modo una forma di italianità media, perché sappiamo, mi riferivo per esempio alle polemiche che ci sono state, che lei non si sarà esentato dal considerare per la Torre Cardin, ad esempio, oppure per le condizioni in cui che soffre il Lido, la zona dell'Arsenale. So che sono insomma dei cavalli di battaglia che lei ha sempre sostenuto. Nel senso, per ricondurre la mia domanda al tema della serata, lì c'è un italiano medio che ha sbagliato, e nella fattispecie un veneziano medio che ha sbagliato. Ci sono delle scelte che saranno fatte in base a che cosa? A una medietà appunto dell'italiano del Veneto, del veneziano, o come? Le scelte l'80% delle scelte su Venezia sono state fatte perché Venezia era in qualche modo un simbolo, un segnale. La Torre di Cardin l'ha fatta perché è a Venezia,
lui ha detto, ah, se non mi danno l'approvazione a Venezia vado a farla da un'altra parte, non è vero niente, o la fa a Venezia se non la fa da nessun'altra parte. Anche a Dubai, no? A Dubai ce ne sono di molto più alte e di molto più belle anche di quella torre lì. Ecco, tantissime cose sono state fatte a Venezia, sono state fatte per far rimbombare una cosa, un'azione, eccetera, perché c'è Venezia. Allora ci sono poche verità che sono state fatte negli ultimi anni per Venezia. Lo stesso Mose, per esempio, questa orrenda cosa spaventosa che dovrebbe servire per difendere Venezia dall'acqua alta e che è riuscita solo a trasformare l'acqua da un'amica, da una fonte di vita, da un respiro che avviene ogni 6 ore, in una nemica. Sono riusciti a trasformare l'acqua in una nemica. È un'opera che non servirà assolutamente niente, perché sappiamo che poi dovrebbe difendere, non vogliamo dire difendere, l'acqua alta, sopra 1,20 m. La piazza San Marco è 85 cm, dunque sarebbe comunque sempre allagata, nello stesso modo e negli stessi tempi che è allagata adesso. Questo le faccio per dire, insomma, queste grandi navi, adesso che si parla delle grandi navi, mi accorgo che sto andando fuori campo dall'Interno Medio, ma queste polemiche delle grandi navi che entrano nel bacino, eccetera, che secondo me non è che fanno dei grandissimi danni perché vanno molto ad agio, ma quello che è importante è che queste grandi navi vengano dentro, fanno soldi, vendono la crociera perché i passeggeri possono vedere Venezia quando entrano dentro. Perché non farli pagare? Bisognerebbe farli pagare 20 euro a testa, diciamo, solo per scendere, per sbarcare dalla nave, farli andare nei musei, farli vedere una Venezia vera, quella che è stata costruita nei millenni. È tutto finto, ecco, è tutto finto, è un mondo che gioca su Venezia e questo è fondamentalmente molto molto sbagliato. Ecco, Venezia sta affondando sotto queste immagini che non hanno niente a che fare con la città. C'è poi anche il discorso sul Lido che, se non ricordo male, lei sostiene che... Cos'è che sostiene? Io sostengo che il festival del cinema deve essere a Venezia intanto, perché insistere a farlo al Lido? Il Festival del Cinema è stato creato da Conte Volpi perché era il proprietario dell'Hotel Excelsior e di tutti quanti gli alberghi di La Ciga, evidentemente serviva per quei 15 giorni a riempire gli alberghi, ma il Festival del cinema dovrebbe essere a Venezia, come la Biennale d'arte è a Venezia. Non vedo perché deve essere al Lido, non vedo perché dovevano cercare di fare un nuovo palazzo del cinema quando quello che c'era era più che sufficiente e ci sarebbero stati spazi a Venezia per fare delle proiezioni molto più belle. Io mi ricordo ancora tantissimi anni fa quando si facevano le proiezioni al Palazzo Ducale, per esempio, che erano stupende, straordinarie. E così siamo, insomma, capisce? Cioè, Venezia sembra che sia fatta... c'era un mio cliente francese, molto simpatico, mi diceva, caro Cipriani, la ragione del mio successo sono gli idioti. Ecco, io ho l'impressione che siamo pieni di idioti in questo momento, che comandano Venezia. E quando c'è un idiota, cosa fa un idiota? Si circonda dei idioti, non si circonda mai di persone intelligenti, si circonda da idioti perché ha paura che una persona intelligente possa in qualche modo fargli ombra. Ecco, mi pare che ho detto abbastanza quello su Venezia, probabilmente non so neanche se potrò tornare. No, credo proprio di sì, la accoglieranno a braccia aperte. Il dottor Cipriani ha concluso con idiota. Idiota, mi permettete di fare una citazione dalla formazione che ho, che non è da sprezzare, perché è una formazione classica, appunto è cittadino privato, e quindi sostanzialmente ci siamo ricondotti al tema della politica, no? Perché chi poi ha meritato questo epiteto di idiota è colui che sostanzialmente non ha a cuore la polis, non ha a cuore la città, non si sente responsabile di quello che invece è la condizione in cui vive. Migliorare ciò che è intorno a lui fa anche sentire bene se stesso, quindi sarebbe anche una forma utilitaristica, egoistica, se non egotistica, di migliorare se stessi, migliorando la situazione in cui si vive. Comunque volevo rilanciare al dottor Mellone, mi pare per le pari opportunità dei luoghi da cui si proviene, un'ultima battuta, diciamo così, per poi tirare le conclusioni. Come diceva prima, l'italiano medio sembra essere romano,
Ma portiamoci un momento per un momento soltanto sulle spiagge della politica, nel senso, vorrei fare una battuta, mi pare che risalga forse all'ultimo libro sempre, che con la grande nevicata di qualche tempo fa, insomma, Alemanno aveva voluto candidare Roma alle Olimpiadi invernali. Mi pare che possa essere una battuta significativa anche di quei difetti forse che il romano medio ha. Cosa ne pensa? Lì la battuta più bella fu: al mio segnale scatenate l'inverno, però quella è un'altra cosa. Sulla questione della nevicata romana, che è una cosa che abbiamo vissuto, io per primo, personalmente mi ricordo, ci ho messo 10 ore per tornare a casa il 2 febbraio. Non ho molto da dire, nel senso che è diventato un capitolo del mio libro, perché ecco lì, diciamo, superato lo shock iniziale, il modo in cui il romano medio ha affrontato una settimana di blocco della città è stato da manuale, no? Un paio di giorni dopo giravano su internet le cartine con i 7 colli, su ognuno dei colli c'erano piste rosse, le piste nere, no? Io ho visto gente uscire con gli snowboard, con gli sci, SUV trasformati in ski lift. Insomma, è stata anche una cosa, devo dire, molto divertente per come è stata vissuta, insomma. Però ritornando al discorso della politica, perché lei sta dicendo, no? Perché ha usato il termine spiaggiata, no? Allora stavo pensando, il veneziano medio dove lo trovo? Il romano medio sicuramente lo trovi sulle spiagge romane, sui litorali romani, non a caso, a seconda delle provenienze di quartiere e magari delle abitudini di vita, andrà più a Osta che a Fregene, a seconda degli stabilimenti balneari. Diciamo, la borghesia romana va a Fregene, la parte più popolare va a Ostia, anche se non è più la stessa cosa, perché si sta, ecco il passaggio, mischiando tutto. Roma è una delle città, secondo me, che sta cambiando di più, anche in maniera più veloce rispetto a altri pezzi d'Italia, perché ha una immigrazione tutta sua particolare, e soprattutto il romano, per questo dico che poi alla fine diventa, ed è ancora meglio di altre zone d'Italia, anche perché insomma la capitale fa 3 milioni e mezzo di abitanti, è più agevole come luogo nei momenti in cui noi vogliamo rintracciare dei caratteri italiano medio, perché così come l'identità italiana è accogliente, diceva prima Cipriani, è cosmopolita, no? L'identità romana è accogliente, abbraccia, ingloba, no? E quindi a differenza di altre zone, la romanità, e anche in questo caso l'italianità, sa rinnovarsi costantemente. Faccio un esempio: in Veneto si parla il veneto, cioè la lingua veneta viene ancora parlata, però è un'eccezione dovuta alla pervicacia di un popolo, ci sono delle questioni, però se tu vai a Milano, a Genova, a Torino, ormai, come dire, gli accenti e i dialetti soprattutto non vengono quasi più parlati. Nel sud Italia sì, ma perché c'è poca immigrazione, no? Quindi alla fine tu vai a Bari, il 90% sono figli, nipoti di baresi. Roma ha una caratteristica di lingua che la rende, che non è più un dialetto ma è uno slang, che però lo renderà immortale, perché si cambia costantemente. Voi prendete il romanesco di Carlo Verdone, non ha nulla a che fare, qualcuno di voi avrà visto Scialla, un film, qualcuno, perché insomma a Roma è stato visto molto. Per esempio, quando io sono arrivato a Roma nel 91, scialla non diceva nessuno, sciallare vuol dire stare tranquilli, scialla vuol dire... Adesso tutti i ragazzini lo usano, perché in questo caso, cioè, il romanesco è una lingua porosa. Roma è una città porosa, Roma è una città che ti accoglie, magari ti copi, ti prende, ti ingloba, ti custodisce, c'è un posto a tavola, c'è posto per tutti, no? E in questo caso, vuol dire, è l'aspetto positivo della romanità e anche di un pezzo di carattere dell'italiano, che è l'ospitalità che noi abbiamo sempre avuto in giro per il mondo. Evidentemente quel passaggio che io ti dicevo, adesso passo al tu perché a me dare del lei non mi viene proprio, sulla posizione egemonica che oggi la romanità ha nell'immaginario italiano, e che alla fine la maggior parte dell'industria creativa italiana, il cinema, le fiction, anche i comici, la televisione, la radio, è a Roma.
Cinecittà è a Roma, con tutto che adesso è in crisi. Le zone, le postazioni dove si producono i film che poi parlano gli italiani sono a Roma, quindi inevitabilmente non c'è niente di... è semplicemente una constatazione geografica, non è... E in più questo ha portato ad avere una città che ha una tendenza molto spiccata verso l'estroversione, verso gli stili di vita, verso il gusto, magari che può essere definito trash, no? La differenza tra l'alta borghesia romana e l'alta borghesia milanese, per esempio, è molto evidente. Il romano è più cafone, infatti Dago Spia, che è un sito che tanti di voi conosceranno, hanno provato a esportare a Milano ma non ci sono riusciti, perché quelle con le tette con la quinta finta le ritrovi a Roma, a Milano è più difficile, c'è diverso, c'è una, come dire, in questo caso è molto meridionale, molto appariscente, molto esibizionista, e in questo caso è anche italiano. Però pensavo, l'ultima cosa, mentre stavate parlando mi sono venute in mente due cose che c'entrano poco però unite. L'ultima rappresentazione, l'ultima narrazione dell'italiano medio l'ha fatta una cosa che abbiamo firmato tutti quanti insieme, è il censimento Istat di un paio di anni fa, è stato, se non mi sbaglio, no? Che ogni tanto viene fatto per raccontarci oggi chi sono gli italiani, e ha dato delle notizie incredibili, anche sulla nuova mescolanza di italiani che sta venendo fuori dalle immigrazioni. A Milano, come tutti sapete, il primo cognome è U, non è più Brambilla ma è un cognome cinese. A Roma invece l'immigrazione da sud e dal meridione italiano molto più che extracomunitaria. E poi mi è venuta in mente un'altra frase che però ci deve fare anche riflettere sul fatto che noi paradossalmente spesso in italiano siamo poco indulgenti verso noi stessi, che è la frase dell'ultimo libro di Francesco Cossiga a proposito di politica, che era come titolo "Gli italiani sono sempre gli altri". E allora noi tendiamo sempre, no, quando uno parla di italiani, no, a dire, chiamarsi fuori da questo branco di persone cacciarone che ci fanno fare brutta figura, di cui ci vogliamo liberare quando andiamo all'estero, di cui voglio andare in qualsiasi posto, basta che non ci siano italiani. Io l'ho passato questo tipo di attitudine, in fin dei conti poi gira che ti rigira gli aneddoti, le storie, il mondo, però poi quando torni, magari dopo un periodo di assenza di qualche mese, ti manca pure la televisione, ti manca pure l'italiano medio della televisione, anche quello ti manca. Si rischia di rientrare in quei luoghi comuni per cui all'estero, no? Se il vicino chiede a tutti i costi un caffè espresso e si arrabbia se non lo ottiene, forse magari noi nicchiamo e ci nascondiamo, non lo riconosciamo, no? Ci vergogniamo di essere italiani, ma insomma questo è un difetto forse che poi si dissipa quando ritorniamo in Italia, questo vuoi dire, insomma. Certo, tante cose, tante idee sono venute fuori questa sera sul tema dell'italiano medio. Forse usciamo da questa conversazione con l'idea che l'italiano medio esiste, che ha determinate caratteristiche. Da una parte magari si sostiene di più quelle della romanità, perché la televisione è un po' romanocentrica, no? Anzi, io forse toglierei quel po'. È un po' troppo? È un po' troppo romanocentrica. Dall'altra parte però c'è anche un italiano medio che in qualche modo dà un sapore nostalgico, ma nostalgico nel senso più positivo del termine, che coniuga i grandi valori della libertà, del ritorno all'individuo, che disprezza la massificazione, l'omologazione, insomma. Ecco, io vorrei poi concludere questa conversazione, che mi è sembrata comunque amabile e che in qualche modo è riuscita a conciliare, no? A farci vedere due specchi diversi, due opinioni estremamente differenti, ma in qualche modo che adesso cerchiamo di conciliare per l'ennesima volta. Io vorrei che l'ultimo giro di domande, l'ultima domanda nella precisione, fosse questo, e appunto ci riconducesse al tema del festival, del Comodamente, cioè la meraviglia. Allora chiediamo al dottor Cipriani e al dottor Mellone di che cosa ancora quest'italiano medio, se esiste, si può meravigliare, e che cosa dell'italiano medio ci meraviglia. La stessa domanda poi farò al dottor Mellone, che ha il vantaggio
di pensare di più, perché faccio, oppure chi vuole rispondere per primo? Lasciamo il dottor Cipriaco? Adesso questa. Lei chiede di che cosa si può meravigliare l'italiano medio. Intanto io dico che cose come questa di questa sera sono straordinarie. Ecco, di queste cose qui bisognerebbe farne molte, molte di più, perché è un modo di parlare fra di noi. Ecco, io non so se sono riuscito a dire qualche cosa che è stato in qualche modo preso come una cosa giusta, una cosa vera, non lo so. Io, certe volte mi sento abbastanza isolato. La mia meraviglia è proprio questa, di trovare questi punti di incontro, che poi sono, diciamo che un'altra meraviglia è sempre entrare in contatto con queste realtà straordinarie di architettura, di queste città che abbiamo noi altri. Io ne ho già fatte alcune altre, dico Monselice oppure Montagnana, eccetera, tutti i posti. Io ricordo una Vittorio Veneto, per la prima volta l'ho vista l'anno scorso, perché sono venuto a presentare il mio libro. Devo dire l'ho vista per la prima volta perché quando andavo a Cortina, ancora prima che ci fosse l'autostrada, siccome io finisco di lavorare a mezzanotte, dovevo arrivare per andare a pesca molto presto e passavo da Vittorio Veneto a velocità pazzesca, non l'ho mai neanche vista, neanche guardata, l'ho vista per la prima volta l'anno scorso e assieme a Vittorio Veneto ho visto la gente di Vittorio Veneto, e questo è un straordinario modo di meravigliarsi per sentire che siamo molto tutti assieme, ecco. Siamo l'italiano medio che ha molte speranze per il futuro. Io non è che ho tanti anni davanti, ma insomma così, sono un grande ottimista. Grazie. Vediamo di far rilanciare il dottor Melloni. Io di vero non ho pensato molto alla risposta, anche perché stavo ascoltando quello che diceva. Però frego Cipriani per una cosa, perché invece la prima volta sono stato a Vittorio Veneto 17 anni fa, il padrino di mia figlia di Vittorio Veneto, per cui c'è un pezzo di Veneto anch'io in famiglia alla fine dell'anno. E lo direi con orgoglio, evidentemente che cosa a me continua a meravigliare degli italiani è la persistenza, cioè proprio il concetto della persistenza, il fatto che poi noi siamo sempre un popolo che dà sempre l'idea di essere sull'orlo del burrone e poi con l'ultimo scatto di rene si risolleva più forte di prima, che è una gigantesca capacità di adattamento. Invece io chioso quello che diceva Cipriani, io penso che quello di cui avrebbero bisogno di meravigliarsi oggi ancora gli italiani è l'Italia, cioè ritornare a scoprire questa nazione, che fare il viaggio a Vittorio Veneto e scoprirlo per caso. Io personalmente ho passato l'estate mollando i viaggi intercontinentali e con 2 miei amici e anche con i miei figli di 6 e 3 anni li ho costretti a fare il giro di tanti paesini del sud Italia, pezzo alla volta per andare. Quando tu giri e quando ti fermi, quando tu hai la possibilità anche di riflettere su quello che stai guardando, ti rendi conto che come dire, la meraviglia ti circonda, oltre che animarti, e che è davvero, sono sempre più convinto di quello che dicevo prima, che una volta che hai girato l'Italia, comunque pretendi di conoscerla bene, capisci che l'italiano medio c'è ma non esiste, perché poi trovare la media età in una nazione dove tu hai dei paesi dove si parlano 2 dialetti diversi a seconda che sia nel punto alto o nel punto basso del paese, e trovare il punto medio di tutto questo casino è quasi impossibile, ma a questo punto penso che sia anche inutile. Bene. Ringrazio gli ospiti di questa sera. Ringrazio il pubblico che è rimasto fedelmente fino alla fine del dibattito, del dialogo, e ringrazio anche l'organizzazione e invito il pubblico a rimanere anche nei prossimi giorni, ci sarà di che meravigliarsi. Buonasera, grazie.